E con questa notizia chiudiamo la lettura dei giornali e torniamo dal nostro ospite Gianfranco Favaro. Allora, prima di andare a conoscere un po' più da vicino Veneto Stato e capire insomma qual è stato il percorso legale che ha portato alla sua creazione, commentiamo un momento quello che sta accadendo all'interno degli altri partiti. Intanto la Lega, quanto siete vicini e quanto siete distanti da un partito, un movimento come quello leghista? Ma con la Lega poco ci accomuna, nel senso che la Lega da 20 anni, 25 anni, credo sia ormai il partito più vecchio presente in Parlamento, sta procedendo a irretire la gente dicendo che vuole il federalismo, vuole l'autonomia, vuole il federalismo solidale, eccetera. La strada invece percorsa da Veneto Stato, che intende percorrere Veneto Stato, è molto più semplice, molto più lineare, più radicale ma più fattibile, non passa per Roma. Noi ci rivolgiamo direttamente alla popolazione veneta attraverso un referendum con il quale chiederemo ai cittadini veneti: volete o no rimanere all'interno dell'Italia? Volete o no fare del Veneto uno Stato sovrano, indipendente? Siamo sicuri che i cittadini veneti, già forti anche di un sondaggio prodotto a gennaio, siamo sicuri che i cittadini veneti ci danno ragione e vogliono diventare indipendenti. Il sondaggio è stato prodotto dall'MPS, un istituto di ricerca di Bergamo. Abbiamo scelto un istituto esterno alla regione proprio per avere il massimo dell'obiettività. Ebbene, ci è stato detto che il 53,3% dei veneti, con uno scarto d'errore dell'1,5%, è già favorevole all'indipendenza del Veneto. Teniamo presente che fino a qualche mese fa in Scozia il 38% degli scozzesi era favorevole all'indipendenza, pur avendo il National Scottish Party la maggioranza assoluta all'interno del Parlamento scozzese. È bastato che si muovesse la regina e Cameron per cercare di mettere un po' i bastoni tra le ruote al percorso di indipendenza della Scozia, e questo ha polarizzato l'attenzione degli scozzesi, che sono balzati già al 51%. Chiedo scusa. Prego, prego. Volevo chiederle, dunque lei parlava di questo istituto di democrazia diretta che è appunto il referendum, uno strumento importante. In concreto però voi che cosa chiedete? Intanto un'autonomia regionale? No, assolutamente. Noi chiediamo proprio l'indipendenza, assolutamente. Il percorso portato avanti dalla Lega è un percorso che si era nato a Roma. Perché? È molto semplice. Anche votassero Lega il 100% dei veneti e il 100% dei lombardi, sarebbero comunque sempre una minoranza all'interno del Parlamento romano. Noi invece vogliamo rivolgerci a una platea diversa, che è la platea dei cittadini veneti, che hanno diritto ad autodeterminarsi, essendo un popolo, ed essendo un popolo riconosciuto anche dalla stessa legge italiana. La 340 del 71, che stabilisce e determina lo statuto della Regione Veneto, parla espressamente di popolo veneto. La stessa bozza del nuovo statuto, approvato l'11 di gennaio di quest'anno, all'articolo 2 dice espressamente che il Veneto è formato dal popolo veneto e dalle province di Venezia, Verona, eccetera. Quindi noi siamo un popolo, siamo riconosciuti anche dalla legge italiana, al pari dei sardi. Siamo gli unici due esempi qui in Italia. Ecco, sempre prendendo spunto dalla Lega, diciamo, non per parlare della Lega ma per parlare di voi, c'è in qualche maniera spazio per i singoli nel partito del Carroccio, lo vediamo perché appunto ci sono delle figure di spicco come per esempio l'attuale vice sindaco di Treviso Gentilini e l'ex sindaco Sceriffo, però per esempio Bossi lancia l'ultimatum a Tosi e dice qualora facesse una lista nominale sarebbe fuori. Da voi il singolo quanto conta? Il singolo conta tantissimo. Siamo convinti che una delle cause del disastro italiano sia proprio la verticizzazione, no, dei partiti, la personalizzazione dei partiti. Questo Veneto Stato non lo vuole. È un partito che si sta strutturando sempre di più a rete intendo attraverso sezioni, attraverso aree,
dove i singoli hanno massima libertà di movimento e quindi anche di risultato e quindi anche la possibilità di emergere all'interno del partito. Ma no, non abbiamo un vertice che ci comanda dall'alto, questo no. Come vi state preparando? Come state preparando il terreno per queste elezioni amministrative e qual è stato anche il feedback? Cioè se avete già un ritorno? Un ritorno, sì, l'abbiamo. Allora, qua giochiamo proprio in casa, qua a Silea tra l'altro verrà presentato il sindaco, incontrerà la cittadinanza, il candidato sindaco chiaramente di Veneto Stato, che è l'ingegner Gianluca Busato, il 29 di questo mese. Il 19 invece a Casale, dove ci presenteremo anche lì. Altre cittadine importanti nelle quali ci presentiamo sono Susegana e Conegliano, rispettivamente con l'ingegner Gianluca Panto e con il signor Gedeone Nenzi a Conegliano. Ma la chicca poi è Verona, perché a Verona abbiamo un candidato sindaco che è Giulio Maria Turco, della dinastia dei Melegatti, ecco. Quindi è un segno che anche l'imprenditoria nobile, l'imprenditoria come si può dire, interessante, diciamo, si sta avvicinando a Veneto Stato, riconosce la validità del progetto di Veneto Stato. Questo ci fa piacere. Che cosa le ha fatto dire devo entrare a far parte di Veneto Stato, vale la pena che io entri a far parte di Veneto Stato? Guardi, io mi sono iscritto a Veneto Stato quando ormai avevo deciso di non andare più a votare. Io ho conosciuto Veneto Stato l'anno scorso nell'ambito della campagna elettorale per le provinciali. Io avevo deciso ormai di non votare più, non mi riconoscevo in nessuno dei partiti presenti nell'arco costituzionale. Ho conosciuto per caso Veneto Stato e mi sono innamorato soprattutto della proposta politica. Razionalmente, io non provengo da un mondo né autonomista né indipendentista, razionalmente la proposta di indipendenza, a mio parere, è l'unica chiave che ci può permettere di aprire questo portone e finalmente dare una svolta alla situazione economica e sociale qua del Veneto. Ecco, faccio un po' l'avvocato del diavolo, diciamo anche in un contesto in cui l'Italia si sente sempre più legata all'Europa, cioè anche in questo tipo di contesto, ormai non si parla più solo d'Italia, si parla di Europa, insomma. Sì, sì. Ma noi non è che abbandoniamo l'Europa né abbandoniamo l'Italia, nel senso, noi semplicemente vogliamo fare del Veneto uno Stato. Questo non ci impedisce, io ricordo l'Europa dei popoli, se non sbaglio era Spinelli, no, che ne parlava, ecco, io non credo che questo ci impedisca appunto di rimanere in Europa. Noi rimarremo tranquillamente in Europa, non è che chiuderemo le frontiere, alzeremo muri, eccetera, assolutamente. La vocazione del Veneto è quella di essere aperto al mondo, insomma abbiamo avuto un Marco Polo che è arrivato nel Catai, nella vecchia Cina. Stiamo scherzando, assolutamente. Tornando alle amministrative, tornando a Silea, avete diciamo, un oppositore che attualmente guida il comune di Silea, che è Silvano Piazza, che è piuttosto, insomma, diciamo, forte sul territorio. Che come alternativa, su che cosa puntate? Allora, noi puntiamo sul progetto appunto di indipendenza del Veneto. È un progetto che va conosciuto e siamo convinti che la presenza di nostri rappresentanti all'interno delle istituzioni possa veramente funzionare da amplificatore. Okay? Noi, fra l'altro, per quanto riguarda una primissima iniziativa, e questa è comune chiaro, a tutti i candidati sindaci che abbiamo nel territorio, è quella di portare queste benedette tesorerie, i conti delle tesorerie all'estero, sottrarli cioè alle mani rapaci del fisco italiano. Questo ci è concesso da che cosa? Dagli accordi europei che prevedono appunto una libera circolazione non solo di merci, non solo di persone, ma anche di capitali. È tutto alla luce del sole. L'anno scorso abbiamo fatto più di qualche spedizione di conoscenza con delle corriere sia in Slovenia sia in Austria, proprio per aprire dei conti correnti e rendere palese che, signori, ma alla luce del sole si possono fare dei bonifici dalle banche italiane alle banche straniere, che sono presenti in Europa chiaramente,
e avere condizioni, fra l'altro, le dico, guardi, rivoluzionarie rispetto a quelle a cui siamo abituati qui in Italia. Ecco, un altro appunto comune che va a elezioni casali sul Sile, attualmente è guidato dalla sinistra, da Bruna Battaglion, che appunto ha puntato anche su, per esempio, la sicurezza, aprendo la nuova caserma dei Carabinieri, poi Roberto Cavasin della Lega, che appunto è candidato sindaco, ancora non sono chiari i vari programmi, no, dei vari candidati, però Cavasin diceva: io punterò molto sulla cultura, cioè punterò molto sul patrimonio culturale che anche un comune come Casale può offrire. Voi a Casale che cosa pensate? Chiaro che non è facile, no, conoscere le diverse realtà. Le dico che su Casale abbiamo un candidato sindaco che è Claudio Rigo. Credo che comunque, sì, beh, la cultura, se devo pensare alla cultura veneta, mi viene in mente ad esempio, non so, un museo londinese dove ci sono sale e sale di pittori veneziani. Sullo specifico di Casale però non saprei. Chiaramente, no, chiaramente. Si dovrebbe parlare veramente col candidato per capire sul territorio cosa intende fare. E allora lo inviteremo specifico per capire appunto che cosa. Parlavamo prima della situazione diciamo del mercato del lavoro difficile, dove appunto faticano a trovare lavoro i giovani, ma che penalizza anche gli anziani con il mancato, diciamo, adeguamento delle pensioni di anzianità al costo della vita. Veneto Stato, creando l'indipendenza, quali migliorie apporterebbe? Enormi. Io voglio ricordare che il residuo fiscale annuo del Veneto nei confronti del governo centrale è da decenni, perché io ricordo quando facevo l'università, la cifra allora era di circa 40.000 miliardi di lire, ok? Adesso siamo oltre i 20 miliardi di euro. Il residuo fiscale si intende il sovrappiù che viene ceduto al governo centrale rispetto, con le tasse locali percepite qui, rispetto a quello che ritorna dallo Stato centrale in termini di servizi. Voglio ricordare che tra i servizi che lo Stato centrale benignamente ci elargisce, ci ripartisce, ci sono anche dagli 8 ai 10 miliardi di euro che è la nostra quota parte di interessi sul debito pubblico, il che è paradossale perché se noi siamo sempre a credito nei confronti del governo centrale, io mi chiedo come possiamo aver contribuito a creare il debito. Con riguardo al discorso dei pensionati, io ho letto un articolo del 2 marzo della SPI-CGIL, del sindacato pensionati, e mi ha impressionato, perché l'anno scorso, ed è passato nel silenzio quasi generale, ci sono stati più di 100 suicidi tra gli anziani. Okay? Una delle cause, oltre alla solitudine, alla malattia, eccetera, ma una delle cause determinanti di molti di questi suicidi è stato proprio la povertà crescente, dovuta all'erosione del potere d'acquisto sulle pensioni. Bene, questi 20 miliardi di euro che diventando Stato indipendente il Veneto può trattenere, possono essere destinati ad aumentare le pensioni dei pensionati che percepiscono magari 500-600 euro al mese, ok? E toglierli finalmente dalle peste. Ripeto, la cifra è enorme perché 20 miliardi da poter redistribuire sulla popolazione stanno a significare 4.000 euro a testa, neonati, anziani, vecchi compresi, per i 5 milioni di veneti. Sono cifre impressionanti. Una famiglia di 4 persone arriverebbe a poter gestire in più 16.000 euro all'anno. In 10 anni è un appartamento. Dobbiamo renderci conto della grandezza delle cifre. Sono davvero tanti soldi. Parlando invece di costi della politica, un movimento che è contrario, opposto al vostro, che però trae ispirazione, diciamo, da delle istanze popolari come il Movimento 5 Stelle, che a Treviso è guidato da David Borrelli. Ecco, la loro proposta è quella per esempio di ridurre in maniera notevole il costo della politica locale. Secondo lei intanto abbattere i costi in questo senso ha senso oppure no? Certo che ha senso. Ad esempio Veneto Stato, per quanto riguarda le cariche politiche, ha questa logica.
non può esserci reiterazione. Cioè noi per quanto riguarda, un politico non può essere politico di professione, per quanto ci riguarda. Con riguardo poi ai costi della politica, noi siamo contrarissimi. Ricordo comunque che tutta la popolazione nazionale nell'85, se non sbaglio, si era espressa con un referendum contro il finanziamento pubblico dei partiti, risultato che dopo un tot di anni siamo, rispetto alla quota che veniva elargita all'epoca, siamo passati con un aumento del 1100%, okay? Siamo assolutamente contrari a questo. La politica deve tornare ad essere al servizio della gente, ma il servizio diventa il servizio quando il politico non è un professionista. Ecco perché noi diciamo sì, all'interno di Veneto Stato tu puoi partecipare, che ne so, all'elezione, però rimani eletto una volta e poi non ti presenti più. Questo è lo spirito, diciamo, che anima questo partito. Siamo del parere che l'occasione fa l'uomo ladro, meglio togliere l'occasione. Allora, siccome il tempo a nostra disposizione purtroppo è finito, io saluto intanto Gianfranco Favaro, vice coordinatore provinciale di Veneto Stato. Grazie per essere stato con noi e le rinnoviamo l'invito, diciamo, a partecipare alla nostra rassegna stampa anche in vista, insomma, di questa tornata elettorale. Grazie. Grazie a lei, buongiorno. La rassegna stampa di Treviso 1 finisce qui, l'informazione torna più tardi. Mamma mia.